Dal Made in Italy al Sense of Italy è un vero cambio di prospettiva quello illustrato da Confcommercio Veneto al Caffè Pedrocchi di Padova. Durante l'evento intitolato Oltre il Made in Italy per la sostenibilità dei territori è stato infatti presentato il libro Sense of Italy, che sostiene come il valore dell'Italia non risieda solo nell'eccellenza dei suoi prodotti, ma in un mix unico di storia, cultura, tradizione e lifestyle. Oggi è emersa una cosa nuova che dobbiamo assolutamente, prima di tutto il nostro brand dobbiamo spendere in maniera intelligente, dopo dobbiamo fare anche sinergie e lavorare assieme, ma soprattutto valorizzando cosa? Valorizzando i servizi, che sono il margine più alto che abbiamo, specialmente in Veneto, nel nostro territorio. Il valore dei prodotti italiani non è più legato solamente all'origine, ma all'intera esperienza culturale che li riguarda. Chi visita il nostro paese infatti non torna a casa solo con un oggetto, ma anche con il desiderio di poter rivivere le atmosfere, i sapori e la qualità dell'offerta italiana. È una visione olistica quello che abbiamo visto oggi del sistema Made in, un'evoluzione perché tiene conto di tutti quei fattori e quegli elementi poco conosciuti o meno poco valorizzati e che devono essere integrati, come ormai le stesse imprese sono ibridate, il manifatturiero è integrato molto col settore dei servizi, col software, per cui dobbiamo vedere in maniera diversa lo sviluppo economico e gli strumenti per poterne favorire ulteriormente la capacità. I dati raccolti da Confcommercio parlano chiaro. Il Veneto si posiziona tra le prime 5 regioni per volume, esportazione, addetti e fatturato, rappresentando quasi il 10% delle imprese del Made in Italy. Con Sense of Italy si punta anche a creare un modello più stabile in grado di assicurare maggiore sostenibilità finanziaria nei periodi di crisi. Il consumatore della grande città del mondo vuole Italia, vuole il meta brand, il super brand Italia. Noi l'abbiamo chiamato Sense of Italy proprio perché Made ci sta un po' stretto, fatto è troppo poco. Noi ci mettiamo dentro anche il turismo, la cultura, il commercio di fascia alta, tutto ciò diciamo che suscita emozione, ricordo, desiderio, e che fa del nostro paese un grande paese esportatore non solo di beni ma anche di servizi.